Ilaria, cominciamo? Eccoci. Possiamo? Eccoci qua. Buongiorno a tutti e Buongiorno. bentornati al nostro percorso sull'innovazione per librai. Siamo al quarto video. Abbiamo parlato di tante cose, ma soprattutto abbiamo introdotto nel video 3 lo schema del business model Canvas e abbiamo detto che normalmente è uno schema che si utilizza in modo dinamico, quindi non esistono regole rigide. Ma normalmente nella compilazione si inizia dall'identificare il target cliente, la segmentazione del mondo della propria clientela, perché questo poi orienta tutto il resto. Quindi oggi parleremo dei clienti e di come sceglierli, come pensarli, come far sì che guidino l'impostazione delle trasformazioni che vorremmo implementare. Ecco, abbiamo previsto di farvi rivedere lo schema. In realtà io mi auguro che voi lo conosciate bene perché l'abbiate anche utilizzato. Chiediamo i compiti? Chiediamo i compiti, Fateci facciamo vedere. il segmenti dei clienti chiave, si trova nella parte a destra, è il punto di inizio. Non è obbligatorio partire da qui, perché ci sono modelli di business che sono basati magari sulle risorse disponibili, o ci sono anche realtà che basano proprio il modello di business sulla struttura dei costi, che è magari peculiare del loro mercato. In questo momento noi preferiamo concentrarci sui clienti perché è importante, è fondamentale avere le idee chiare sui clienti ai quali ci si vuole rivolgere, ovviamente non in maniera esclusiva. Diciamo sempre, quando parliamo anche in contesti, io dico, in contesti libreschi, che non è che poi si entra in negozio, in libreria, un cliente che non rispecchia quel Lei se ne target, vada, si lei dice no. sì, no, si accompagna alla porta con più o meno cortesia. Assolutamente no. La libreria è un esercizio pubblico, è aperto ovviamente a tutti e tutti possono generare valore, quindi possono acquistare. Però se vogliamo rivolgerci a qualcuno, noi dobbiamo conoscere questo qualcuno a cui ci stiamo rivolgendo. E rivolgersi a qualcuno, per quanto riguarda una libreria, che cosa vuol dire? Vuol dire mettere in qualche modo, poi magari vediamo come, in evidenza quel qualcosa che attrae, quel qualcosa che incuriosisce, quel qualcosa che aggancia l'attenzione. Io dico sempre che quando si parla a una platea, a una audience di persone, bisogna avere le idee chiare su chi noi abbiamo di fronte. Perché? Perché ciò che noi diciamo, il come lo diciamo, gli esempi che noi facciamo devono catturare l'attenzione, devono fare in modo che chi ci ascolta in quel particolare momento sia catturato da qualche esempio, da qualche affermazione e possa riconoscersi in ciò che noi diciamo. Ma voi provate a immaginare se noi avessimo organizzato tutta questa serie di 12 video con esempi totalmente avulsi dalla realtà delle librerie. Sì, qualcuno avrebbe seguito, sarebbe stato magari anche interessante, ma sentir parlare di gestione degli spazi, degli scaffali, in un video passato Ilaria ha fatto l'esempio del termine saggi, no? Per dire saggistica, noi dobbiamo avere a che fare con dei libri particolari che si chiamano saggi, no? Ecco, questi sono termini che catturano l'interesse di un libraio, ma non di un medico e non anche di qualcuno che si occupa di comunicazione o di vini o frutta e verdura. Quindi è fondamentale sapere a chi vogliamo rivolgersi per parlare il linguaggio giusto. E qui, quando parliamo di segmento di mercato, ovvero cliente target e comunicazione, siamo ancora nella parte destra del nostro canvas, dove si parla di relazione e di canali. Ma poi c'è pure tutta l'organizzazione. Allora, per iperbole, immaginate che differenza in termini organizzativi ci sarebbe se la libreria decidesse di rivolgersi agli adolescenti che hanno determinati orari, determinati interessi, determinati bisogni,
oppure ai pensionati, i cui bisogni sono talmente diversi che ci costringerebbero a organizzare l'attività della libreria in modo diverso. Quindi individuare il gruppo di clienti, il segmento, il cliente target, aiuta poi a orientare tutto il resto, e il Canvas serve proprio a questo, a far verificare che ci sia coerenza tra il nostro cliente target e tutti gli altri blocchi, e i blocchi tra loro. Noi dobbiamo parlare a loro, al target che abbiamo scelto, e dobbiamo parlare di loro, in maniera tale che si riconoscano. Noi come parliamo ai nostri clienti? Facciamo gli esempi in libreria, noi parliamo ai clienti che passano per strada tramite le vetrine. E voi immaginate una vetrina piena di testi che hanno a che fare con la cucina vegetariana crudista, e poi magari il nostro è un quartiere dove, che ne so, rinomato e conosciuto per le macellerie, dove passano in quella strada per lo più carnivori assetati di sangue. No? Allora, questa ovviamente è un'esasperazione come concetto, ma noi dobbiamo sapere a chi scegliamo di rivolgerci, perché dobbiamo parlare a loro e dobbiamo parlare di loro e dobbiamo fare in modo che loro si riconoscano. Il parlare a loro con ciò che facciamo e come lo facciamo. Quindi questo è un punto che è veramente importante. Dire no, ma io mi rivolgo un po' a tutti, io sono un'attività generalista. Vuol dire che per rivolgermi a tutti io non sto parlando a nessuno, perché anche il dire no, io mi rivolgo a chiunque, metto le novità in vetrina perché io voglio agganciare tutti utilizzando le novità. Non può funzionare una cosa di questo tipo, perché non può funzionare, o meglio no, può funzionare nella misura in cui io ho scelto di rivolgermi a chi cerca le novità. Ecco, anche in questo caso ho, a mia insaputa, inconsapevolmente, definito un target. L'altra cosa importante da identificare è quali sono i target magari adiacenti a quello che io ho scelto. Io posso identificare più di un target per la mia attività, per la mia impresa, perché più di un target può essere raggiunto da ciò che faccio e da come lo faccio. Rivolgersi a un solo target magari è limitante, rivolgersi a più target che siano in qualche modo adiacenti, ma mi sa che poi ne parleremo, facciamo un esempio, sì. Facendo qualche esempio, rivolgersi a più target che sono fra di loro adiacenti mi aiuta a valorizzare le attività che faccio, le risorse che ho, il tono di voce, lo stile. Ecco, tono di voce e stile li abbiamo ritrovati quando parlavamo di identità. Noi scegliamo il target anche in funzione dello scopo che ci siamo dati e della nostra identità. Abbiamo detto che lo scopo e l'identità ci aiutano a farci riconoscere e a riconoscere i nostri clienti, a farci riconoscere i nostri clienti, e quindi la nostra identità e il nostro scopo aiutano anche a mettere a fuoco il target. Sì, in realtà poi verranno fatti anche ragionamenti molto diciamo convenienti dal punto di vista dell'economicità di quello che si sta facendo. Comunque entriamo un po' nel concreto in modo da capirci meglio. Non so se riusciamo ad avere le immagini. Vedete? Okay. Dunque, nel momento in cui dobbiamo cominciare a lavorare sul nostro target, la prima domanda che ci dobbiamo fare è: per chi la libreria genera o vuole generare valore? A questo punto però forse dovremmo dire qualcosa in più proprio rispetto al concetto stesso di valore, perché in questa prospettiva il valore non è intrinseco negli oggetti che vendiamo, per esempio, non stiamo parlando della qualità letteraria di un libro o la raffinatezza di un altro libro, stiamo parlando del valore percepito dal cliente. Il punto di partenza dunque è che i nostri clienti hanno dei bisogni e dei sogni, e noi con la nostra attività generiamo dei benefici rispetto a questi sogni e questi bisogni. Quindi noi vendiamo benefici.
Per fare un esempio, che poi magari ritroveremo anche avanti, una mamma che sceglie un libro dove, si insegna a usare il vasino. In quel momento non sta comprando un libro, sta risolvendo un problema, quello di insegnare al proprio bimbo a usare il vasino. E in realtà ogni attività della nostra clientela va letta secondo questa prospettiva. E quindi la prima domanda è per quale gruppo di persone la libreria genera valore, chi pagherà per questo valore e chi ne beneficerà. Abbiamo fatto un esempio in uno dei primi video sul fatto di cliente, della persona che entra in libreria e che può avere diversi tipi di bisogni, quindi può avere l'esigenza di trovare il libro di un autore del quale ha ascoltato un'intervista, piuttosto che prendere i libri di scuola per la scuola dei figli, piuttosto che un libro specifico di cui ha letto una recensione, o semplicemente passare 10 minuti, un quarto d'ora a zonzo fra gli scaffali per farsi venire delle idee. Ok? Allora, il beneficio di chi ha bisogno di entrare e uscire velocemente con un libro e il beneficio invece di chi ha bisogno di entrare e perdere del tempo e magari non uscire con un libro sono due benefici del tutto differenti. Noi dobbiamo tener presente quello che è il valore che stiamo generando, che non per forza è il libro con cui esce la persona, e il bisogno che ha questa persona, che non può che essere strettamente legato a chi è questa persona, come è fatta, come si comporta, che caratteristiche ha e che bisogni ha, che è quello che io chiamo l'identikit di questa persona. Quindi nell'area del cliente target noi dobbiamo andare a identificare il cliente target a cui ci vogliamo rivolgere, quindi sul post-it metteremo una parola, giusto un termine che rappresenta quel target, ma dobbiamo anche sapere, e possiamo metterci dei post-it più piccoli vicino o scrivere un post-it un po' più popolato di parole, dobbiamo capire anche che caratteristiche ha questa persona, come la riconosciamo. I criteri di segmentazione, vogliamo dare qualche criterio di segmentazione? Beh, allora io ho immaginato un esempio proprio per incarnare meglio quest'idea. Abbiamo un'immagine in cui viene rappresentato bene esattamente questa. Allora, immaginiamo che esiste la libreria Esempio. Molto, c'è grande fantasia in questa, però pensate, immaginate che camminando per strada vedete libreria Esempio, sarebbe insomma una certa... Sì, sì. Okay, ecco, andiamo. noi spesso vi diremo visualizzate, cioè chiudete gli occhi e fate finta di essere lì. Quindi siamo in una via di Padova o di Venezia e vediamo una vetrina o più vetrine di una libreria, della libreria Esempio. Questa libreria viene chiesto di lavorare sui propri segmenti di mercato e allora si mettono tutti insieme là, li vedete che parlottano, attaccano post-it, eccetera. A un certo punto si rendono conto che tendenzialmente loro hanno 3 fasce, 3 segmenti di clienti. Le persone che abitano in quel quartiere, ovvero gli abitanti, le persone che si recano in quel quartiere per lavorare e che quindi usufruiscono della libreria in modo diverso, in orari diversi, chiedendo cose diverse, e poi hanno gli enti, cioè aziende o biblioteche alle quali fanno forniture. Quindi il loro lavoro all'inizio si concentra nell'identificare queste grandi categorie. Sono distinte per loro perché queste grandi categorie utilizzano la libreria in modo diverso. Ecco, una cosa importante è, e qua lo vediamo in ciò che ha detto Ilaria, la scelta, o meglio l'identificazione dei target potenziali disponibili è anche molto funzione del territorio che ci ospita, Assolutamente. del dove noi abitiamo, lavoriamo, della strada sulla quale le nostre vetrine si aprono. Questo è fondamentale perché se noi abitiamo in un quartiere di uffici
piuttosto che di professionisti, piuttosto che di grandi aziende, piuttosto che in un quartiere periferico, se noi abbiamo la libreria in una di queste realtà, ovviamente il target di riferimento cambia e quindi la nostra scelta in qualche modo è indirizzata. Assolutamente, la prima segmentazione, anche quella successiva, è funzione di tanti elementi, tutti molto specifici. Questo è un esempio. Legati al territorio. Legati al territorio, legati anche alle caratteristiche della libreria stessa, nel senso che ci fossero due librerie sulla stessa via, probabilmente potrebbero identificare comunque segmenti diversi. Per esempio, una non è detto che tutti si rivolgano abbiano come clienti gli enti, per dirne una. Ecco, un'altra cosa che hai detto, ne approfitto Sì, per fare no. un collegamento con qualcosa che vedremo più avanti, e anche su un'affermazione che abbiamo fatto prima, che il modello di business può essere guidato, tra virgolette, o influenzato dalle risorse chiave, no? Ilaria ha detto, nella stessa via possono esserci due librerie, ma che magari hanno spazi diversi. Una libreria molto piccola, con una sola vetrina, e una libreria molto grande che magari c'ha anche un ambiente al piano -1 piuttosto che al piano 1 e ha grandi spazi a disposizione. Ecco, questo, diciamo, anche la conformazione degli spazi, che sono una delle risorse chiave della libreria, possono influenzare in qualche modo, e poi lo vediamo nel proseguo della chiacchierata, la scelta, l'identificazione del target, magari del target privilegiato, perché noi abbiamo detto può essercene più di uno. Certo, infatti, continuando nell'esempio, dopo questa prima macro segmentazione, il team della libreria si concentra su una profilazione un pochino più dettagliata, che gli consentirà successivamente di identificare le caratteristiche dei propri clienti in termini di bisogni e bisogni. E quindi, per esempio, tra gli abitanti individuano due macro categorie: i pensionati e i genitori. Anche in questo caso sono gruppi di persone che utilizzano la libreria in modo diverso, si presentano in momenti della giornata diversi, fanno richieste diverse, non solo in termini di libro, ma anche in termini di supporto, di scelta. All'interno della macro categoria dei lavoratori identificano altri due gruppi, quello dei pendolari e quelli dei professionisti. Per cui ci sono persone che si recano in libreria ad orari sempre gli stessi, che sono quelli dell'inizio e della fine lavoro, che poi corrono via, quindi hanno a disposizione poco tempo e magari gli serve un libro da leggere in treno. E poi ci sono altri lavoratori che invece si recano in libreria perché hanno bisogno di libri professionali piuttosto che di libri da regalare a clienti o a dipendenti, insomma hanno un modo diverso di fruire della libreria, magari tendono a rivolgersi alla libreria da remoto perché hanno meno tempo, insomma sono diversi. E poi anche tra gli enti individuano altri due profili, quello delle biblioteche e quello delle aziende, e anche qui perché la distinzione è legata al fatto che questi due questi due gruppi di enti si presentano con bisogni diversi e bisogna mettere in campo modalità diverse per vendergli libri. Fatta questa seconda fase, che è quella della risegmentazione, bisogna però poi fare una scelta ben precisa, cioè decidere su quale target ci si vuole concentrare per attivare un'innovazione tramite il Business Model Canvas. Nella nostra libreria per esempio, il gruppo di lavoro decide che può essere conveniente alla libreria rivolgersi al segmento dei genitori, perché è un quartiere che si sta rinnovando, hanno aperto una nuova scuola non lontano e quindi per questo genere di cliente hanno delle risorse, ma non una proposta specifica, e quindi in questa fase, confrontandosi e decidendo, definiscono che il profilo al quale si vogliono rivolgere è quello dei genitori, diciamo delle mamme. Ecco, quello che ha raccontato Ilaria fino a questo momento è il processo
Quindi la sequenza di cose da fare che possono essere concretamente fatte per arrivare all'identificazione del segmento target o del segmento target principale o del primo segmento target di riferimento. Quindi è partita da una macro segmentazione, quindi tagliando molto spesso identificato abitanti, lavoratori o enti, ma si poteva effettuare una segmentazione anche differente, però la cosa importante è effettuare un primo taglio. Dopodiché è andata ad analizzare ognuno di queste macro categorie, di macro segmenti, per cercare di capire cosa c'è all'interno di questo macro segmento da esplorare per capire chi potrebbe essere interessante per noi, da scegliere come target per noi. Dopodiché è stato fatto un ulteriore passo avanti, quindi è un processo di selezione passo dopo passo. Ecco, questo processo, voi vedete il gruppetto di persone, il team di lavoro che sta lavorando, la scelta di come andare a fare drill down viene definito proprio a scavare all'interno della macro categoria per andare a definire un segmento più puntuale e poi andare a definire il segmento specifico. Ecco, è sempre presente, ci guida in questo processo di segmentazione che cosa? Anche lo scopo e l'identità. Cioè noi le scelte successive che andiamo a fare, la selezione di ciò che per noi risulta più interessante, lo facciamo anche tenendo presente lo scopo che ci siamo dati e la nostra identità, tenendo presente qual è il target su cui possiamo esprimere meglio il nostro scopo o il target che è più vicino a noi per valori, sensibilità, caratteristiche, comportamenti, in funzione della nostra identità e di quella che identifichiamo anche come personalità e identità del target di riferimento. Quindi questo è un esempio concreto di come si procede. Poi ovvio i criteri di segmentazione possono essere quelli sul tipo di professione, sull'età, su altre caratteristiche, sugli interessi, sulla composizione del nucleo familiare, anche questo rimanendo sugli abitanti ad esempio del quartiere, senza trascurare il fatto che Ilaria è arrivata alla definizione dei genitori e addirittura con un interesse particolare sul genitore mamma che in realtà può ricadere fra i pendolari e i professionisti. Quindi si va a fare una segmentazione che sembra quasi un imbuto, no? Nel ridurre, nel concentrarci sempre di più, facendo un passo indietro, perché questa attività noi l'abbiamo raccontata in questo modo, ma voi immaginatela fatta proprio con i post-it. A questo punto, andando a riorganizzare i post-it, ci si rende conto che quel segmento in realtà può servire, può essere funzionale anche a più macro segmentazioni e macro categorie. Quindi si riamplia l'audience dei potenziali clienti a cui ci rivolgiamo e dovremo tenere presente quelli che sono i genitori o le mamme che fanno parte degli abitanti del quartiere, ma anche quelle dei pendolari, ma anche le mamme professioniste. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuna di quella categoria, quindi addirittura una segmentazione nella segmentazione, avrà caratteristiche diverse. Faceva riferimento Ilaria a una cosa che per una libreria immagino sia molto importante, sono i momenti in cui le persone si recano in libreria. Sì, è assolutamente uno degli elementi importanti, però rispetto a quello che dicevi te è fondamentale che nella scelta del target rispecchi la personalità, l'identità della libreria, ma rispecchi anche il contesto nella quale la libreria lavora, Certo. perché seppure per esempio è coerente con l'identità della libreria rivolgersi ai grandi lettori, che è una specie di personaggio mitico dei librai, che sono quelli che comprano tanti libri, eccetera, ma nel proprio quartiere quei grandi lettori non ci sono, allora uno deve fare dei ragionamenti. Dove li trovo? Come mi rivolgo a loro? In questo caso, nel caso del nostro esempio, della libreria esempio, la scelta dei genitori è senz'altro anche frutto delle risorse che ha la libreria, ma questo poi lo vedremo, ma di un ragionamento, ma soprattutto di un ragionamento molto concreto. I genitori ci sono, li vediamo passare e ogni tanto entrare, sappiamo che c'è una nuova scuola. Strategicamente vogliamo concentrarci
in questa analisi di business model su di loro. Ecco, Poi richiede tempo e energie. La scelta del target è fondamentale. Difatti, volevo un attimo anche riepilogare in 3 punti anche in questo caso il perché è concretamente utile scegliere un target e focalizzarsi su quel target. E il primo motivo è quello che ha detto Ilaria prima, perché il tempo non è infinito, le risorse non è infinite, le energie non sono infinite, e se noi dobbiamo scegliere cosa proporlo, come proporlo, anche il come è importante, quindi quali sono gli argomenti, i libri, gli editori, le copertine che vogliamo proporre e come le vogliamo rendere disponibili e come vogliamo proporle, la focalizzazione è fondamentale, perché poi dopo dobbiamo scegliere il linguaggio giusto, e con linguaggio consideriamo i termini, il verbale, ma non solo, perché anche un colore, il colore che diamo all'espositore, piuttosto che la posizione, fa parte in qualche modo, generalizzando, del linguaggio che noi utilizziamo per rivolgersi al target. E poi la cosa importante è, per rimanere focalizzati, resta inteso, non cacciamo chi non rientra nel target, ma è ovvio che come arrediamo, disponiamo i libri, mettiamo a posto le vetrine, ecco, noi stiamo selezionando, in quel modo stiamo selezionando il nostro target, ci stiamo rivolgendo a quel target specifico. Faccio solo un esempio rispetto a questo, che in fondo è la cosa più difficile in genere da far passare. Negli anni 90, mi sembra, negli Stati Uniti l'aeronautica decise di rinnovare tutta la flotta, e in particolare i sedili, per dare ai piloti delle sedie fatte in modo che gli consentissero di vedere bene lo spazio aereo, quindi con un'ergonomica ottimizzata. Fecero un lavoro mostruoso, raccolsero i dati di tutti i piloti americani, fecero le medie, fecero un prototipo che non andava bene a nessuno, perché era la media di tutti e il medio non esiste. Questo per rinforzare il concetto che fare delle scelte è importante, perché sennò si rischia di non avere sotto controllo il valore che si sta generando. Perché parlo di valore? Perché scegliere il target orienta anche la proposta di valore. È ovvio che io per una mamma farò una certa proposta di valore, per Giovanni ne farai un'altra. Ovviamente il target non può essere così ristretto, però per la categoria in cui Giovanni, come professionista, per dire, può rappresentare, ecco, la proposta di valore sarebbe molto diversa. Ne parleremo nel prossimo video. Vediamo il compito a casa in questo momento? Sì. Benissimo. Ovviamente il compito a casa non può che essere riprendendo in mano lo schema che voi avete compilato. Avrete già capito che da ora in poi i compiti a casa saranno sul vostro modello di business, sul vostro business model canvas, quello su cui avete lavorato con il vostro team, i vostri collaboratori. Io ci metterei anche qualche cliente amico, ma questo poi magari... Sì, anch'io ce lo metterei, ma tanto le librerie ce l'hanno sempre, sì, anche il cliente poi amico. soprattutto quando si parla di proposta di valore. Allora, riprendete lo schema, riguardatelo, e dopodiché, alla luce di tutto quello che siamo detto, verificate se quello che avete indicato nel terzo video come vostro cliente target è realmente, ragionevolmente, realmente il cliente target a cui scegliete di rivolgervi. Attenzione, il discorso che abbiamo fatto fino ad ora è su un cliente target. La realtà è che voi potete avere più clienti target. La cosa fondamentale è che siano in qualche modo collegati e possano mettere a fattor comune quello che vediamo poi dopo sulla proposta di valore, sulle attività e sulle risorse chiave. Mi viene da pensare, quando si parla di genitori, c'è il padre, c'è la madre e ci sono anche i figli. Qui possiamo dire fare un distinguo importante.
la differenza tra cliente e user, diciamo, Esatto. utente. Perché il bambino non ha la carta di credito No, e non per va. cui E non è va. ovvio, noi i nostri settori dove teniamo i libri per bambini li chiamiamo in genere settore junior, settore bambini, ed effettivamente ci sono dei libri pensati per i bambini. Certo. I clienti di quel settore però sono i genitori. Quelli che pagano sono i E quindi genitori. il cliente è colui che paga. Adesso Ecco. noi quando parliamo del cliente pensiamo a colui che paga E sostanzialmente. quindi il beneficio che diamo a colui che paga in questo momento è di creare un beneficio per il figlio, a cui Anche un ovviamente il beneficio per la genitore... relazione con il figlio, un beneficio per la sua ansia di essere un bravo genitore, un beneficio, ce ne possono essere tanti, ognuno c'è, cioè, è quello che bisogna indagare in modo empatico, ma poi ne parleremo. Ne parliamo anche Sì, al sì, sì. prossimo video? Sì, sì, ne parliamo al prossimo video. Alla prossima. Alla prossima.